A vederla così dall'inizio sarà una partita, come dice sempre il mio amico che aggiusta gli ascensori, un su e so, un continuo su e so. Che competenza tecnica. Sì, cioè, sì. Il fallo su Ghilardi era fallo sul cerchietto netto. Il cerchietto dei capelli. A Sì. proposito del vestito della Giada, notavo che ha quasi la stessa nuance della divisa di Montipò. Veramente? Posso dire che sta meglio a Giada? Sicuramente sì, anche perché Montipò con la cotoletta lo vedremo. Mosquera che ora è a terra e si tocca il ginocchio. L'infortunio che ha proprio girato il ginocchio sinistro. Si rialza, incredibile. Sembrava come i fenicoteri. Lo struzzo. Organizzo le gite, ad esempio a Boario, quelle Sì? cose lì, tutta gente giovane. Certo. Ci si alza prestino la mattina, ritrovo a Verona Sud, si parte col pullman, poi verso le 10 colazione in autogrill, 10:05 risciacquo dentiere. Ma no, ma mi piace. Ma mi piace. In omaggio con 25 euro ti danno anche una pancera. Il nostro punticino lo stiamo portando, come dice un mio amico che fa il murador, in cantiere. C'è un altro piano di investimento, portami il molare d'oro di tuo nonno. Ma con il consenso, spero. Noi ti diamo una bottiglia di ripasso da Dali che lo ciucchi imbriaco, finché lui ronchesa, ti diamo anche una pinza, No, ma glielo cavi, e abbiamo anche portami la cadenina della comunione che tanto tua fiola non se la mette mai. Portami quella. Che poi però è vero, effettivamente. spesso è vero. Il punto, secondo me, non gli serve a niente. Come diceva il grande filosofo Helmut Knorr, il brodino non ci serve a niente. Benissimo. Non me lo ricordavo, quell'insigne esponente.